L'ufficialità è arrivata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. La società bianconera ha dato l'annuncio sul suo sito ufficiale scrivendo: dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione appunto per l'esperienza inglese appena terminata. E da oggi, per i prossimi 3 anni, fino al 30 giugno 2022, guiderà la Juventus. Nel sito la società bianconera racconta il curriculum di Sarri fino alla conquista dell'Europa League alla guida del Chelsea. Quasi in contemporanea, il club inglese ha annunciato la partenza del tecnico con un tweet e un articolo sul proprio sito. I tifosi della Juventus commentano l'arrivo di Maurizio Sarri. È che aspettavamo forse qualcun altro, ci hanno fatto un po' illudere, però adesso sarà il nostro allenatore, per me ci sarà tutto il nostro supporto, speriamo che farà bene e che continuiamo a vincere. Perché credevo fino all'ultimo, non dico in Guardiola, ma sarebbe stato un qualcosa di incredibile, però speravo almeno tipo in una possibile sorpresa tipo Carrera, che sarebbe diciamo il fra virgolette discepolo di Conte, come era Den Haag per Guardiola. Però Sarri è una mancanza di stile secondo me, poi sarà anche un bravo allenatore, però non lo so. Secondo me Sarri col suo gioco può dare qualcosa in più alla Juventus, poi sempre in base agli acquisti che fanno. Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma. L'ex capitano e attuale dirigente giallorosso ha indetto una conferenza stampa per lunedì 17 giugno alle 14 al CONI di Roma. L'annuncio è arrivato via Twitter dal profilo ufficiale della bandiera giallorossa, che pochi giorni fa in un altro post aveva scritto: in questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede. Dopo Daniele De Rossi, i tifosi romanisti vedono partire un altro pezzo di storia e la rabbia sui social è già esplosa. Marc Marquez vince il Gran Premio di Catalogna nella classe MotoGP. Sul circuito di Montmeló, il pilota spagnolo precede al traguardo il francese Fabio Quartararo e la Ducati di Danilo Petrucci, al terzo podio consecutivo. Una gara ricca di colpi di scena, con l'uscita dalla contesa, al terzo giro, di Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Maverick Viñales e Jorge Lorenzo, per una caduta dello spagnolo della Honda, che ha coinvolto gli altri 3 piloti, costringendo tutti al ritiro. Marquez può consolidare così il primato in classifica piloti. Il vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo, sale a 37 punti.